Cari amici, quanti anni abbiamo passato insieme, quante canzoni, grazie al Canta Festival Giro, ho cantato per voi. E mi pare giusto che in anteprima io vi dedichi il mio ultimo singolo. Può darsi che sarà veramente l'ultimo, però è importante, perché io negli anni 60 e nelle enciclopedie sono stato il primo cantante di protesta. Mi chiamavo solo Umberto. Chitarre contro la guerra, Gioventù, il cammino di ogni speranza, cantato dalla Caselli. Però in quel periodo c'erano tutti i cantautori che un po' erano schierati politicamente. Io questo non lo accettai, perché io sono uno spirito libero. E poi ho fatto anche un po' per protesta le canzonette, Bimba mia, come ti chiami, Ehi Musino, con te ci sto, amiamoci, un'estate d'amore, oggi siete... Tante, però non ero soddisfatto. Per cui a un certo punto della mia carriera, non potendo cantare quello che volevo, mi sono ritirato. Ho fatto altri lavori, ho avuto fortuna. E poi, qualche anno fa, sono andato in pensione. E allora ho ripreso a cantare. E dopo un po' ho conosciuto Mario Serafino, che mi ha detto: Umberto, dai, canta, presenta, fai il nostro direttore artistico. L'ho fatto con piacere. E con piacere vi presento questa mia ultima canzone, che è la sigla. Sono un po' lungo, ma vi voglio spiegare cos'è. Questa è una canzone come una lettera, infatti lo leggerò, che un padre scrive a un figlio che sta per partire. L'ha fatto studiare, lui e sua moglie. Ha imparato tante cose, ma qui non trova niente. E allora lui va lontano, si vedranno di notte parlando su Skype, e va a cercare quello che qui non gli danno. Ma il ricambio? L'Italia si svuota e il ricambio verrà dal mare. E poi la lettera continua con la moglie, dove dice: hanno fatto sacrifici, ma quello che è rimasto è poco, perché con la pensione non sopravvivono. Il loro figlio è lontano, e allora loro, con la loro pensione, decidono di andarla a spendere da una parte dove vale di più. E la canzone dice: c'è chi viene di qua e noi andremo di là. Prenderemo la via della Tunisia. L'Italia si svuota e il ricambio viene dal mare. Ci dobbiamo rassegnare? Spero di no, perché questa nostra Italia ha bisogno del meglio della sua gioventù e anche il meglio della sua storia, che è negli anziani. Il ricambio viene dal mare. Caro ragazzo, il tempo è volato, la tua valigia hai già preparato, ci hai messo dentro tutto quello che a scuola hai imparato e quello che noi ti abbiamo donato. La vita e il lavoro di chi ti ha creato e che adesso ti vede io da qui proiettato. Vai e cerca fortuna, quel che qui ti è negato, in un posto lontano ti sarà consegnato il diritto al lavoro per crearti un futuro, per svegliarti al mattino e sentirti al sicuro. Vai e mostra alla gente tutto quello che sai, ci vedremo di notte ogni tanto su Sky. È il mondo che gira e l'Italia si svuota, il tuo aereo è un punto che già prende copla, ma il ricambio viene dal mare. Ci dobbiamo abituare, il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo rassegnare, ma il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo abituare, il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo rassegnare.
fosse dal mare che viene il ricambio, no che non siamo noi merce di scambio. Via da un'Italia che pare allo sbando, via dalle pare crepare sognando. E quando mi chiedo dove stiamo andando, andiamo da nessuna parte. Se sto mondo lo stiamo cambiando, diciamo, e mandiamo le sonde su Marte. Amore mio, quanti anni insieme e quanta la strada, volendoci bene, rispettando i valori in cui abbiamo creduto, e in fondo sereni noi abbiamo vissuto. Ma adesso intorno tutto è cambiato e si è perso nel vento quel che abbiamo creato. Il nostro figlio è partito per un posto lontano, ci dobbiamo far forza e tenerci per mano. Con la nostra pensione c'è ben poco futuro per dormire di notte e sentirci al sicuro. C'è chi viene di qua e noi andremo di là, seguiremo la via per la Tunisia. È il mondo che gira e l'Italia si svuota, il nostro aereo è un punto che già prende quota. Ma il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo abituare. Il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo rassegnare. Ma il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo abituare. Il ricambio viene dal mare, ci dobbiamo rassegnare. Famiglia ragazzo che lotta per quello in cui crede, uno che ha perso la rotta e la fede, guida una flotta di facili prede, grida chiamando un erede. Ti prego ritorna da me, perché là fuori è un casino, la chiave lo sai già dov'è, la trovi sotto lo zerbino.